Buongiorno a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio, mi sistemo per non cadervi addosso. La partita della settimana, la rubrica che c'è il sabato, ogni settimana andiamo ad analizzare una partita che si gioca nel fine settimana di campionato, portandone una che si è giocata in passato. E oggi vi porto Lecce-Udinese. Oh ragazzi, qui si mastica il pallone vero, qui ci sono i campi infangati, qua non si parla soltanto del Milan, dell'Inter, della Juventus, del Napoli, delle squadre romane, qua si analizza il calcio anche ruspante, così come Lecce-Udinese, credo una delle partite meno attese della stagione 93-94. Il Lecce è il 93-94, mi perdoneranno i tifosi salentini, ma lo sanno pure loro, la peggior squadra nella storia della Serie A, insieme al Brescia dell'anno dopo, insieme all'Ancona del 2003-2004. L'Udinese abbastanza una schifezza pure loro in quell'anno. Pensate, l'ultima retrocessione a oggi dell'Udinese in Serie B. Lecce-Udinese si gioca a febbraio come quest'anno, un po' più avanti, a 24esima giornata, il 20 febbraio. Il Lecce ha vinto una partita fino a quel momento in campionato, siamo al 20 di febbraio, alla 24esima giornata, una squadra che 23 partite ne ha vinta una. Capirete bene il tipo di campionato che sta facendo. L'Udinese sta messa appena un pochino meglio, diciamo che l'Udinese ancora spera nella salvezza, il Lecce ha abbandonato quella che ormai sembra un'utopia. Il Lecce, pensate, aveva vinto la prima e unica partita di quel campionato il 31 ottobre 5-1 contro l'Atalanta, erano impazziti così, e poi non aveva più vinto anzi avevano praticamente quasi sempre perso. E quella volta invece il Lecce, allenato da Rino Marchesi, che aveva preso il posto di Sonetti, vince 1-0, gol di Padalino al 72esimo. L'Udinese, che è allenato da Fedele, perde una grande occasione per rilanciarsi in chiave salvezza. Perdere con Lecce, diciamo, in quella stagione non era proprio di uso comune. Il Lecce tra l'altro vincerà solo un'altra partita da lì alla fine del campionato, 4-3 in casa dell'Atalanta. Ce l'avevano un po' con l'Atalanta in quella stagione. Tra l'altro Udinese e Atalanta accompagneranno proprio il Lecce e il Piacenza in Serie B. La stagione orribile per i giallorossi, che arriveranno ultimi con appena 11 punti racimolati. Siamo ancora nell'epoca dei 2 punti, ma insomma 11 punti erano abbastanza uno schifo anche all'epoca. E l'Udinese non farà tanto meglio, farà praticamente il doppio dei punti, farà 28, arrivando 16esima, ma retrocedendo comunque in Serie B. Vi faccio vedere come sempre il tabellino del Guerin Sportivo di questa leggendaria partita. Questo è il gol di Padalino ripreso da non si sa da dove, da dietro la porta, e questo è un po' tutto il tabellino di questa partita, con, vedete, anche vari contrasti, variazioni di gioco e le formazioni con i voti, con i gol. C'è un breve riassunto anche della partita. Qualcuno ha fatto anche un commento ovviamente alla partita, e devo dire che anche la classifica di quella giornata, che vi ripeto era la giornata numero 24, insomma Lecce aveva 9 punti, cioè voi pensate che Lecce, che ha fatto 11 punti alla fine di quella stagione, ne aveva 9 al termine di quella giornata, vuol dire che ne ha fatti altri 2, cioè vuol dire che ha vinto la partita con l'Atalanta e poi ha perso sempre. E pensate che uno di questi 11 punti il Lecce lo fece in casa del Milan, alla prima giornata del girone di ritorno, 0-0, Milan-Lecce 0-0, in cui l'occasione migliore, tra l'altro, la ebbe proprio il Lecce con Gazzani, che insomma è un centrocampista che non tutti ricordano. Eccolo qui, Valerio Gazzani, faccio vedere la figurina. Questa è il Lecce 93-94, una delle peggiori squadre della Serie A, a cui dedicai uno dei miei primi video su questo canale. Ve lo potete andare a recuperare ormai tanto tempo fa, tanti mesi fa. E questa è l'Udinese, che alla pari dei salentini finì in Serie B. Questa è la partita della settimana, questa era Lecce-Udinese. La prossima settimana ovviamente ne analizzeremo un'altra. Io vi ricordo, prima di lasciarvi, ovviamente di iscrivervi al canale, di lasciare like, commenti, hype, tutto quello che possa sostenere questo canale se vi piace, se è di vostro gradimento, e seguite anche i social che sono in descrizione, il blog Il Popolo del Calcio, in cui vi diamo
vi do oltre che ecco queste chicche sul calcio del passato, anche anticipazioni e commenti sulle maglie attuali e passate, i consigli sul fantacalcio. Qualche settimana fa abbiamo azzeccato tutti i suggerimenti, e poi adesso c'è insomma le aste di riparazione, giocatori da svincolare, da scambiare, i consigli settimanali. Insomma, io sono molto appassionato e anche molto strategico da quel punto di vista, quindi se vi serve anche per fare le formazioni l'asta in estate, potremmo anche ampliare con video questa rubrica e tutto quello che riguarda anche il fantacalcio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, fate tutto quello che vi ho detto, e la prossima settimana lo sapete dove andremo? No, io forse sì.